Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati all'appuntamento con Onda Libera. Come detto stamani in rassegna stampa, oggi torniamo ad occuparci anche del caso della strage di Erba, riprendendo a fornire a chi ci ascolta la documentazione audio che dobbiamo ancora far ascoltare perché abbiamo ancora da ricostruire quella che fu una giornata chiave nella vicenda della strage di Erba, ovvero il processo. Sebbene più volte, lei ce l'ha spiegato molto bene, questi atti siano arrivati in ritardo, alcune trascrizioni di intercettazioni che anche oggi sentiremo sono state effettuate con molti mesi di ritardo. C'è stata una certa difficoltà da parte della difesa anche a disporre, come è legittimo, del materiale accumulato nel corso dell'indagine, e c'è stato anche il trattamento di materiale di indagine abbastanza discutibile, per usare un eufemismo. Mi riferisco in primis a quella questione scientifica chiesta dal pubblico ministero e effettuata dai RIS di Parma, e che a un certo punto rischiava quasi di non essere nemmeno acclusa agli atti del processo, no? Lei ci ha spiegato l'altra volta in che modo, poi alla fine, come doveroso che fosse, è stata infine recepita negli atti processuali anche quella che era una fenomenale prova a discolpa, a discarico di Rosa Bazzi e di Olindo Romano, perché l'analisi scientifica diceva chiaramente che loro non c'entravano nulla. In sintesi, in termini poco scientifici, ma il risultato era esattamente quello lì. Ne parleremo di questa questione tra poco, dopo le 11, anche con Vittorio Feltri, che recentemente si è occupato di un'altra vicenda giudiziaria che pure è stata oggetto di alcune considerazioni qui in questa trasmissione, con diversi ospiti e anche con lei, avvocato Schembri, cioè l'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti per l'omicidio di Chiara Gambirasio. Ora va registrato che nelle ultime settimane le notizie sono diventate mano a mano più scarse sulla vicenda che riguarda Bossetti, dopo che per settimane i giornali avevano raccontato quelli che lo stesso Vittorio Feltri ha definito insignificanti pettegolezzi, non prove o indizi a carico di Bossetti. Si parte dal DNA, ma ne parleremo dopo con il direttore Feltri anche di questo, perché in un suo recente articolo Feltri ha puntualizzato anche a proposito del DNA che pure su quell'elemento bisogna avere dei dubbi. Del resto noi abbiamo parlato con un genetista, Marzio Capra, che ci ha illustrato dal punto di vista scientifico quali sono le cautele che anche l'opinione pubblica dovrebbe avere nell'accostarsi a un tema che viene venduto come scientifico, ma che ovviamente ha diversi aspetti di criticità per gli stessi scienziati, oltretutto, e per la garanzia della genuinità del dato cosiddetto scientifico. Quindi, volgarmente, noi siamo portati come opinione pubblica a dire il DNA è scienza, fa fede, diciamo, non si discute. Però ci sono molte variabili da considerare, e anche in questo caso siamo di fronte a informazioni della più diversa natura, perché all'inizio il DNA dell'accusato Bossetti, di colui che è ritenuto dagli inquirenti il colpevole,
sembrava essere un DNA puro, quello trovato sul corpo della povera Iara. Poi è stato detto invece che era sangue misto, all'inizio ancora della vicenda che era una traccia esile, poi è diventata copiosa. Ma insomma, che possa essere puro, io ne dubito, perché visto che è stato trovato il corpo a distanza di mesi e che all'aperto, certamente il DNA doveva e sicuramente si sarà deteriorato. Quindi, insomma, sinceramente parlare di DNA puro, probabilmente questa è una notizia di stampa priva di fondamento, e chi la sostiene, cioè io non penso che possa avere una validità scientifica, ecco, sostenere che sia stato rinvenuto DNA puro a distanza di 3 mesi e quindi con gli agenti atmosferici che certamente hanno deteriorato il DNA. Altro è poter affermare che si possa risalire tramite quella traccia all'accertamento del DNA e quindi a risalire proprio al DNA di un individuo. Però addirittura sostenere che sia pure, che quindi possa, diciamo, estrapolarsi se è sangue o altro, insomma, questo ne dubito sinceramente in maniera marcata, perché insomma anche le precedenti esperienze, l'esperienza di Erba, che si è parlato tanto della macchiolina rinvenuta che in realtà nessuno ha visto, però anche lì si è disquisito molto sulla purezza o meno di questa macchiolina. Vi era la pubblica accusa, il consulente della pubblica accusa, il dottor Previterè, tra l'altro, che penso che si sia occupato anche di questo caso, che sosteneva anche del caso Iara, del caso Iara, che si sta occupando e che del si caso occupò Iara, all'epoca della strage di Erba. sì, che sosteneva, diciamo, proprio propendeva per la tesi della maggiore purezza del DNA, e invece c'erano altri consulenti che sostenevano che in realtà quella traccia che aveva analizzato e che in ogni caso non era legata, strettamente legata all'autovettura di Olindo, perché nessuno l'ha vista su quell'autovettura, in ogni caso, cioè, ecco, non si poteva parlare di traccia certamente pura, anche perché era stata rinvenuta anche quella a distanza di giorni su una parte, su un battitacco di una macchina esposta agli agenti atmosferici. Quindi, cioè, sinceramente, parlare di purezza della traccia, perché molto spesso diciamo, si fa un discorso di carattere logico, almeno si cercava lì di fare un discorso di carattere logico. È chiaro che conveniva maggiormente alla pubblica accusa sostenere la purezza della traccia per andare poi a sostenere che di fatto ce l'aveva portato l'imputato sulla macchina, quindi non vi erano stati, diciamo, trasporti intermedi. Quindi la bontà della tesi faceva comodo chiaramente all'accusa. Sostenere invece, così come appariva ad altri consulenti, che quella traccia fosse in realtà certamente deteriorata e non pura, e allora poteva lasciare spazio alla tesi di passaggi intermedi, quindi magari trasportata da terze persone, così come è stato anche sostenuto sull'autovettura di Olindo Romano. Poi noi all'epoca ne avevamo parlato, proprio vi erano gli stessi carabinieri che avevano fatto, che erano stati sulla scena del crimine, che qualche ora dopo avevano perquisito quella macchina, e che quindi tutto lasciava pensare che qualora vi fosse stata lì la macchiolina, certamente una contaminazione innocente, quindi involontaria da parte dei carabinieri, ci stava tutta, insomma, no? Beh, poi c'era anche l'osservazione, direi empirica, pratica, del consulente della difesa, del vostro consulente, il professor Carlo Torre, il quale ha fatto un'osservazione, credo, abbastanza chiara su questo punto. Ha detto: beh, mi sarebbe piaciuto vedere le automobili di tutti gli abitanti della corte, perché molto probabilmente qualche residuo di tracce riconducibili alle vittime si sarebbe trovata sulle anche automobili degli altri inquilini della corte. Perché? Perché a un certo punto nel tentativo di spegnere l'incendio sono stati usati getti d'acqua che si sono poi scaricati nel cortile. Nel cortile, e il professor Torre è arrivato, cioè sarebbe a fare la considerazione che lei ha detto,
e anche aggiunto, dice probabilmente sarebbe stato bello fare questo tipo di esperimento che avrebbe avuto anche dei risvolti di carattere scientifico. Certamente lui sostiene avremmo potuto ritrovare anche del sangue in altre macchine chiaramente di persone innocenti, compreso il procuratore capo di Como che quella sera con la sua macchina era intervenuto sulla scena del crimine. Quindi insomma certamente passando il luminol anche su quelle macchine, magari quelle dei carabinieri, piuttosto probabilmente si sarebbe trovato certamente qualcosa. Non dimentichiamoci che la macchina di Olindo Romano era una macchina che era parcheggiata all'interno della corte ed è stata parcheggiata all'interno della corte per più giorni, insomma, no? Sta di fatto poi che quella stessa sera in cui Olindo Romano e sua moglie vengono chiamati dai carabinieri nel cuore della notte viene trovata la famosa macchiolina, quella stessa sera del 27 dicembre notte, siamo ancora al 27 dicembre del 2006, a 16 giorni dalla strage, ma dopo che i carabinieri in pratica hanno vissuto e convissuto, si può dire, con i coniugi Romano a casa loro, quella sera lì, nella quale viene trovata la famosa macchiolina, ai due coniugi, poi sentiremo l'intercettazione che documenta il loro dialogo mentre se ne tornano a casa, dopo aver subito la perquisizione alla caserma dei carabinieri, ai due coniugi viene anche detto ciò che non potevano sapere, non sapeva neanche l'opinione pubblica, che credeva che il signor Frigerio sopravvissuto fosse in pratica in coma, no? Non cosciente. Era stato detto così all'opinione pubblica, non era vero, e viene comunicato ai due coniugi che il signor Frigerio, l'unico sopravvissuto alla strage, si è risvegliato, sta parlando. E i due coniugi, diciamo, se fossero gli assassini, evidentemente credo che dovrebbero essere molto preoccupati del fatto che l'unica vittima si è svegliata e sta parlando. Certo. Al contrario, loro diranno, come sentiremo, e l'abbiamo già sentito, però lo vorrei riproporre, diranno meno male, per fortuna, povero Cristo, speriamo che parli, perché solo lui può sapere come sono andate le cose, insomma era una brava persona e via dicendo. Che insomma è un'intercettazione quella che la dice lunga, diciamo, sulla situazione di Olindo Romano e Rosa Bazzi e sulla loro totale innocenza, perché questo viene fuori chiaramente da questo dialogo che, dicono gli inquirenti e anche i magistrati, è un dialogo spontaneo, genuino, perché viene ritenuto tale da tutti gli inquirenti, no? Sebbene a posteriori, a tanti mesi di distanza, ma lo sentiremo. Intanto, a proposito di contributi audio, prima di questo però, avvocato, io volevo chiederle, anche a beneficio di chi ci ascolta naturalmente, se ci sono novità sul fronte della Corte europea, perché sappiamo che è pendente un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. È pendente un ricorso presso la Corte europea, ancora non abbiamo avuto diciamo, l'esito finale, abbiamo sostanzialmente già, come avevamo detto nelle precedenti trasmissioni, c'era stata una richiesta da parte della Corte europea di integrazione di atti, cosa che è stata fatta, però allo Stato ancora non conosciamo, non abbiamo avuto la comunicazione dell'esito oppure della fissazione di un'eventuale udienza o quant'altro, e quindi siamo in attesa. Naturalmente noi stiamo anche continuando a valutare e ad acquisire elementi per poter proporre al più presto un'istanza di revisione. Bene, questo per quanto riguarda il che fare, diciamo così, dal punto di vista della possibilità di rivedere il processo e anche a questo punto però di avere una risposta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, presso la quale pende appunto il ricorso che avete fatto. A questo punto però, prima di aprire la seconda parte della trasmissione, io vorrei ricollegarmi all'ultima trasmissione che avevamo fatto, proponendo agli ascoltatori mano a mano e in versione integrale gli interrogatori di quel 10 di gennaio del 2007, gli interrogatori che seguono l'arresto l'8 di gennaio, e abbiamo ascoltato a suo tempo proprio anche le ultime intercettazioni fatte poche ore prima dell'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, con, diciamo, una documentazione anche in quel caso francamente sconvolgente della loro estraneità a questo mondo che stava per iniziare ad aprirsi davanti a loro, cioè quello della cella, del processo e di tutto ciò che ne è venuto dopo, perché sono tranquilli fino all'ultimo. Quando arrivano i carabinieri per arrestarli,
i due coniugi, diciamo, non hanno il minimo sospetto che li stiano per arrestare, nonostante le loro fotografie siano comparse nei telegiornali, e quindi ampiamente già i giornalisti che stazionavano lì sapessero che i carabinieri erano arrivati per l'arresto, non per tutelarli. Loro pensavano al contrario che i carabinieri fossero lì per tutelarli dall'assalto intrusivo anche nella loro abitazione dei giornalisti. Se ne vanno dicendo, Rosa dice a Olindo, metti a posto le scarpe, a posto le scarpe che poi torniamo qua. E invece si apre dall'8 di gennaio appunto tutto un altro capitolo, un capitolo che culmina nella giornata del 10, perché l'8 di gennaio Rosa e Olindo ribadiscono la loro innocenza. Sì. E qui abbiamo notato, avvocato Schembri, a suo tempo, che interrogati una prima volta il giorno dell'arresto, loro danno una versione assolutamente identica dei fatti relativi alla sera della strage, cioè sia Rosa che Olindo raccontano esattamente la stessa cosa. Sì. Alla stessa ora, alla certa ora siamo usciti di casa, siamo andati a Como, abbiamo fatto un giro per negozi, abbiamo mangiato al McDonald's. Ricostruire le vetrine. Quindi, che avevano guardato, insomma. Il loro racconto è totalmente sovrapponibile, per usare un termine che la procura userà per le confessioni che verranno 2 giorni dopo, e che però sovrapponibili non sono per niente, nella maniera più assoluta. Noi stavamo appunto sentendo e sentiremo la giornata del 10, però nel frattempo cos'era accaduto? Era accaduto che Olindo Romano era stato raggiunto in carcere da 2 carabinieri, i quali, bene o male, riescono a fargli capire, mettiamola così, che la situazione è drammatica, e questo l'aveva già capito Olindo Romano nel momento in cui già l'8 i pubblici ministeri gli dicono: non vi vedrete più, lei e sua moglie non la vedrà più, noi abbiamo dei macigni, delle prove inconfutabili, il processo è finito qui, insomma tutta una serie di cose che diciamo, che comunicano: la situazione è definitiva, tu sei messo non male, malissimo, tua moglie non la vedi più, a meno che, ecco, viene fuori l'ipotesi alternativa, la giornata del 10 di gennaio, e in qualche modo il colloquio con i carabinieri è decisivo per far emergere in Olindo questa via d'uscita a una situazione prospettata come senza vie di fuga. La possibilità qual è? Se tu confessi, almeno salvi tua moglie, e poi sconti di pena, attenuanti eccetera, te la cavi forse meglio, perché da qui non esci più comunque, questo è il messaggio base, no? E almeno poi riesci a fare un po' il bene di tua moglie. Sì. E dopo qualche anno, magari, così come succede per i pentiti, magari puoi anche raggiungerla. Quindi quello accade in data 10 gennaio perché i 2 carabinieri, come lei ha detto, e come risulta dagli atti soprattutto, perché insomma nessuno si inventa nulla, risulta dagli atti, è stato confermato dai carabinieri ascoltati in aula, quindi diciamo che è emerso durante il dibattimento, perché prima non si sapeva, cioè 2 carabinieri entreranno in carcere ufficialmente per prendere le impronte digitali già prese per 4 volte, servivano al RIS di Parma, uno autorizzato, l'altro carabiniere non autorizzato, e diranno gli stessi carabinieri, in particolare il carabiniere non autorizzato, che c'era Olindo che continuava a ripetere: mia moglie non c'entra niente, lasciatela andare. E allora lui avrebbe detto: scusa, se tua moglie non c'entra niente, significa che tu qualcosa c'entri, qualcosa hai fatto, qualcosa hai visto. Io ti suggerisco di parlare così con tutta tranquillità, tua moglie se ne va a casa e tu magari hai presente le attenuanti generiche, il rito abbreviato e quant'altro, poi dopo qualche anno la raggiungerai. Quindi ti suggerisco di chiamare i magistrati, cosa che poi subito dopo lui farà. E questo, diciamo, non solo viene confermato il fatto che abbia parlato di attenuanti generiche, di rito abbreviato, che Olindo certamente non conosce, dello stesso carabiniere, ma poi subito dopo c'è quella intercettazione che già è stata mandata in altre trasmissioni, dove, diciamo, Olindo sintetizza il colloquio avuto con i carabinieri alla stessa Rosa, dove anche lei dirà: mi hanno detto così, 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 e mi sembra questo il minore dei mali. Ecco, quindi diciamo questo è un elemento che ormai almeno si era cristallizzato, poi altro è che non è stato tenuto nella giusta considerazione, che è stato svilito in un certo senso, oppure messo un po' da parte. Invece è un elemento estremamente importante per riuscire a comprendere perché Olindo confessa e perché Rosa poi si determinerà anche lei a confessare, facendo una sorta di gara di generosità, ognuno di loro penserà all'altro a salvare l'altro.
Bene, intanto siamo alla pausa pubblicitaria, andiamo in pubblicità e poi torniamo in onda in collegamento anche con il direttore Vittorio Feltri. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, allora a momenti noi dovremo collegarci con Vittorio Feltri, che come vi dicevo si è occupato del caso di Yara Gambirasio e dell'arresto di Massimo Bossetti, ma poi ne parleremo direttamente con lui. Oggi, peraltro, il quotidiano che un tempo diresse Feltri, cioè Libero, si occupa di un'altra vicenda che è ben conosciuta, credo, da chi ci ascolta, ovvero l'accusa relativa ai bambini dell'asilo di Rignano Flaminio. No? Dopo 8 anni si è concluso in secondo grado con assoluzioni. Lì però la magistratura ha avuto modo di tornare sui suoi passi rispetto alle posizioni dell'accusa, cosa che non è in questo caso. Intanto mi dicono dalla regia che dovrebbe essere in collegamento con noi il direttore Vittorio Feltri. Buongiorno direttore. Buongiorno, purtroppo non sento benissimo, c'è un po' il volume basso. Ecco, vediamo in regia di risolvere questo annoso, perenne problema, per usare un eufemismo, e speriamo che il direttore Feltri possa ascoltarci in maniera decente, anche perché vorrei poi, direttore, farle ascoltare alcuni documenti audio che sono relativi alla strage di Erba della quale parleremo. Con noi c'è in studio l'avvocato Fabio Schembri, che insieme all'inizio all'avvocato Pacia e poi con l'avvocato Bordeaux ha difeso Olindo Romano e Rosa Bazzi per la vicenda della strage di Erba. E devo dire, direttore, che i punti dei quali lei si è occupato per un'altra vicenda, quella dell'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio, alla fin fine le questioni che lei ha espresso in un articolo nel quale è partito dalla questione del DNA, dicendo in sostanza, insomma, i dogmi non ci piacciono neanche quando si chiamano DNA, e tutto il resto, diciamo, deve essere prova, non indizio che poi diventa invece più che altro è un pettegolezzo insignificante, perché che il signor Bossetti andasse a ballare talvolta o frequentasse talora il disco pub o facesse il brillante o frequentasse una trattoria che peraltro ha frequentato e frequenta anche lei, no direttore, la Toscanaccia, che maneggiasse la calce come il padre della ragazza uccisa peraltro, che il suo cellulare fosse stato intercettato nella zona di Yara Gambirasio della sua abitazione, normalissimo perché lui abita lì e Brembater, la sua città d'origine, è stato lì fino a quando era ragazzino, che la moglie dell'arrestato non si ricordasse dove era suo marito 3 anni e mezzo prima, che ci fosse stato detto che c'erano dei peli di Bossetti sulla vittima che poi invece non era vero, e insomma vabbè, tutto questo però, arriviamo al dunque direttore, tutto questo però lei lo scrive esplicitamente nel suo articolo, crea un clima fasullo, e questo clima fasullo poi che cosa è finalizzato? A produrre una sentenza di condanna. E da questo punto di vista anche i giornali però hanno la loro bella responsabilità, o no direttore? Era proprio qui che volevo arrivare. In sostanza succede spesso che i cronisti agiscano in pool, no? Vanno tutti insieme, a prescindere dalle testate di appartenenza, si aggregano alle procure,
ascoltano le notizie ufficiali e fanno benissimo, però ascoltano solo quelle e poi fanno da portavoce agli investigatori e questo è profondamente sbagliato, perché non svolgono un'attività critica ma acritica, non approfondiscono niente, eccetera. Mi rendo conto, il lavoro del giornalista si fa in fretta e a volte non c'è neanche molto tempo per approfondire le questioni, però sta di fatto che si spacciano dei pettegolezzi per notizie e anche per elementi probatori che tali non sono, perché rimangono dei pettegolezzi e poi sono insignificanti, come giustamente ricordava lei prima. Che cosa significa? Perché uno frequenta il pub e beve un bianco o un rosso o un aperitivo non significa niente, insomma. E questo crea purtroppo un disegno molto brutto di chi finisce implicato come sospettato, in questo caso assassino, e da lì poi è difficile uscire. Io sono riuscito a leggere, ma proprio sul mio giornale, una frase che mi ha inorridito a proposito di Bossetti. C'è gli occhi di ghiaccio, quest'uomo ha gli occhi di ghiaccio, ma insomma chiunque abbia gli occhi azzurri o verdi ha gli occhi di ghiaccio, se poi è miope figurati. Quindi queste cose mi feriscono e mi innervosiscono, perché non significano nulla, purtroppo però contribuiscono a creare un clima sfavorevole, ostile nei confronti di chi si trova inguaiato per vicende di questo tipo. Ecco, nel caso Bossetti, poi direttore, c'è stato un ministro dell'interno che ha detto da subito abbiamo preso il colpevole, cioè praticamente l'autore dell'assassinio, e una procura che fa una conferenza stampa in pompa magna, diciamo così, no? Ecco, a me pare, chiedo la sua opinione, che ciò significhi che dopo bisogna costruire lo scenario per cui quello è il colpevole. Lo dichiaro prima e dopo, come lei ha scritto peraltro, vado alla ricerca delle cosiddette prove. È esattamente così. Intanto bisogna sottolineare la scorrettezza del ministro dell'interno Alfano, in modo trionfalistico ha annunciato abbiamo preso l'assassino. Cioè, non è vero, è semplicemente un signore che viene accusato attraverso un elemento scientifico che è appunto il DNA. Per quanto rispetto si possa avere della scienza, e tutti abbiamo rispetto della scienza, dobbiamo anche però convenire che la scienza è poi maneggiata dagli uomini, e gli uomini si sa che sbagliano, e quindi prima di considerare quest'unico elemento certo o abbastanza certo bisogna fare anche dei ragionamenti, anche perché dal reperto che è stato analizzato non si sa ancora se sia sangue o cos'altro, quindi vuol dire che le analisi non sono poi così diciamo se sia perfette. misto, puro, non... Cioè, non ci si può fidare ciecamente, bisogna trovare degli altri elementi che concorrano a costruire un'impalcatura accusatoria che abbia una consistenza. Oggi purtroppo siamo di fronte soltanto al DNA, e tutte le altre cose che sono state dette sono risibili, non sono neanche indizi, sono simulacri di indizio, cioè, bisogna avere una bella fantasia per considerarli indizi. Questa è un po' la storia, e la stampa ha la sua responsabilità, ma anche gli investigatori. Io mi rendo conto che una volta che il DNA, diciamo così, combaciava con quello di Bossetti, c'è stata esultanza negli investigatori, perché hanno capito di avere in mano una cosa grossa, però non era sufficiente per dire con certezza che quest'uomo è effettivamente colui che ha ucciso Yara. Insomma, bisogna essere molto cauti, e mi pare che cautela non ce ne sia stata affatto neanche per Olindo e Rosa,
la cui vicenda merita, credo, di essere rivisitata, perché qui siamo di Direttore, questo le volevo chiedere, qual è la sua valutazione di quella vicenda giudiziaria, che a differenza di quella di Bossetti si è conclusa in terzo grado, in Cassazione, no? Come tutti sappiamo. Però il suo giudizio su quella vicenda lì, quali sono gli elementi che le fanno dire che questa vicenda va rivista? Intanto devo dire che io ho avuto anche un rapporto con l'avvocato Paccia, che poi purtroppo ci ha lasciati, e mi ero confrontato con lui perché avevo il sospetto che l'indagine non fosse stata condotta in modo irreprensibile, diciamo. E in effetti, parlando con l'avvocato, questi miei sospetti ne sono usciti rafforzati, addirittura ingigantiti. Tanto per cominciare, c'è una testimonianza di uno che era stato anche ferito nel fatto di sangue, e che inizialmente non aveva assolutamente riconosciuto Olindo, anzi aveva descritto anche abbastanza minuziosamente un personaggio totalmente diverso, e dopo parecchio tempo invece si è rimangiato quella testimonianza, l'ha stravolta e ha identificato Olindo, insomma. Quindi in base anche a questa testimonianza sono stati condannati questi due signori, e purtroppo è una testimonianza travallante alla quale io non avrei dato peso. Ecco, questo è uno degli elementi. Poi ce ne sono molti altri. Non sono stati trovati indumenti sporchi di sangue, lì c'era stato un episodio di macelleria, era impossibile non imbrattarsi di sangue, non sono stati trovati, non è stato trovato sangue nell'automobile. Poi questi due signori condannati la sera del delitto sono poi andati tranquillamente in pizzeria senza dare alcun segno di preoccupazione, di non normalità di comportamento. Insomma, e poi anche diciamo la confessione che è venuta molto dopo mi sembra poco credibile. Fra l'altro, nelle conversazioni tra Olindo e Rosa, intercettate o comunque ascoltate con le cimici, eccetera, i due non hanno mai tradito nulla. Anche questo è un elemento importante che mi porta a pensare che lì è successo qualcosa di diverso da come ce l'hanno poi raccontata le sentenze. Direttore, a questo proposito, e spero che l'audio sia comprensibile anche per lei che è al telefono, vorrei proporle dei brevi passaggi relativi proprio a quelle intercettazioni, se lei è d'accordo, direttore, perché sono documenti che comunque vanno conosciuti quando si parla appunto di informazione, perché se l'opinione pubblica non conosce, poi è difficile, anzi impossibile che si faccia un'idea corretta dei fatti. E noi sappiamo che in questo caso della strage di Erba l'influenza mediatica è stata enorme, no? Come del resto per il caso di Bossetti. Insomma, si tratta di persone umili, e c'è un trait d'union fra le due situazioni, perché sono persone assolutamente modeste. A un certo punto, proprio il giorno dell'arresto, parlando con un'amica intercettata, Rosa Bazzi dirà, l'amica dice a Rosa: guarda che ho visto la foto di te e di Olindo in televisione, vi conviene prendere un avvocato? E Rosa risponde: ma come un avvocato, Nanda? Io non ho i soldi, devo pagare la rata del camper, che Olindo ha deciso di prendere il camper, io un avvocato non ci penso nemmeno per niente, non abbiamo niente da temere. Di lì a 2 ore li arrestano, capito? Quindi, diciamo, sono persone modeste, e anche dal punto di vista della valutazione di quello che gli sta accadendo, Rosa e Olindo sono assolutamente modesti, lo dico nel senso più neutro possibile della parola, perché non capiscono. Direi affettuoso. Certo, non capiscono quello che sta succedendo. Allora io le vorrei proporre, direttore, un brevissimo passaggio di un'intercettazione che ci riporta al 27 dicembre del 2006, cioè sono passati 16 giorni dalla strage. I due coniugi vengono chiamati è notte dai carabinieri, e sarà la notte nella quale i carabinieri diranno poi di aver trovato la famosa macchiolina, la traccia di sangue misto della signora Cherubini e del signor Frigerio sul battitacco dell'auto di Olindo Romano.
Tra l'altro una macchia di sangue, direttore, che nessuno ha mai visto, perché al luminol non ha dato alcuna fluorescenza, o perlomeno agli atti del processo. Questa famosa macchiolina, che un suo rilievo lo ebbe anche per formare l'opinione pubblica, questa macchiolina non esiste agli atti, cioè dobbiamo credere sulla parola che sia stata trovata lì, sul battitacco, non c'è. Però, a parte il fatto, a parte questo, dico, quella notte lì, che cosa viene detto ai due coniugi mentre si procede all'esame della loro automobile? Viene detta una cosa importante. I carabinieri la buttano là, come si dice, e dicono a Olindo a un certo punto: guardi che il signor Frigerio si è svegliato e sta parlando, no? Per vedere la reazione, perché naturalmente Frigerio era l'unico sopravvissuto di quella mattanza. Se loro due sono gli assassini, è chiaro che non gli può far piacere che si sia risvegliata e stia parlando l'unica persona che è sopravvissuta. Sentiamo cosa dicono loro, anzi come Olindo, tornando a casa in macchina dopo quella serata lì di perquisizioni, racconta alla moglie Rosa che a un certo punto un carabiniere, quello lì pelatino, dice lui, mi ha detto questa cosa qua. Sentiamo un po'. Dopo, quando sono uscito, c'è stato uno, quello un po' pelatino giovane, deve essersi ripreso Frigerio, deve essersi ripreso. E gli ho detto, meno male, perché è un bravo uomo. Direttore, io non so se lei ha sentito bene. Ho sentito benissimo. E mi sono venuti i brividi, perché effettivamente ciò che lei diceva prima è esatto, cioè si risveglia l'unico testimone che quindi ti può aver riconosciuto e tu sei quantomeno preoccupato o comunque non soddisfatto del risveglio. E questo dimostra che... Meno male, bravo uomo, poverino, speriamo, dicono loro. No? Olindo sapeva di non poter essere riconosciuto, perché evidentemente non è andato a uccidere nessuno. Insomma, queste cose sono state trascurate. Per quanto riguarda la macchiolina, il battitacco, queste cose qui, siamo addirittura, diciamo, nel campo della scorrettezza, perché o si ha la certezza che esiste una macchia di sangue, o se invece non risulta agli atti, vuol dire che quella certezza non c'era e quindi non se ne può tenere conto, ma ne ha tenuto conto l'opinione pubblica nelle discussioni caserecce o del bar sport, e tutto questo ha contribuito a creare un clima negativo nei confronti dei due coniugi, e devo dire che sono tutti convinti, ma la maggior parte dell'opinione pubblica è convinta che si tratti effettivamente della coppia che ha ammazzato, che ha fatto la strage. Ecco, tra l'altro poco dopo, direttore, adesso proprio un altro brevissimo passaggio, poco dopo è stato detto ai cittadini, ai lettori, all'opinione pubblica che i due coniugi non parlano mai di questa vicenda, come se l'avessero rimossa o proteggessero appunto il segreto intorno alla loro colpa, no? È il contrario, perché in realtà le intercettazioni documentano che loro ne parlano come ne parlavamo tutti noi. Nella stessa serata, nella stessa intercettazione, anzi proprio sulla scorta di quello che hanno detto loro i carabinieri, fanno delle ipotesi tipo queste qua. Che pensano che è stato qualcuno preda a una rabbia, una follia, una cosa così, capito? Oh, ma è anche drogato. Era drogato di qua. Ovvero, Olindo dice, insomma, i carabinieri dicono che è stato qualcuno in preda alla follia, una roba così. La moglie gli dice, no, ma non è soltanto un folle uno che fa una roba del genere. E Olindo, forse era anche drogato. E lei, sì, se era drogato, allora sì. Cioè, fanno le loro ipotesi come le fa chiunque, ma non si danno alla fuga, perché la cosa essenziale, gli hanno appena detto che uno che te stavi per ammazzare si è risvegliato. Tu cosa fai? Discuti tranquillamente su chi può essere stato, e anzi ci hanno detto che ci rivediamo ancora, dicono, e loro non scappano e rimangono esattamente lì a disposizione di chi poi li arresterà, no? Ma c'è così... Prego direttore. No, sono arciconvinto che tutto il ragionamento che lei ha fatto stia in piedi, e quindi sono però sorpreso che i giudici non abbiano tenuto conto. Ci saranno dei motivi, ma non riesco neanche a immaginarli questi motivi. Certo, rimane la confessione che poi a un certo punto hanno fatto, e quella ha pesato parecchio. Qualcuno potrà averli convinti che se avessero confessato non sarebbe successo niente, però
non mi pare proprio probabile questa versione, perché Olindo non è tutt'altro che stupido, mi pare forse anche che sia anche geometra, quindi non è che non ha come dire i mezzi culturali e intellettuali per non capire che una confessione diventa decisiva per una condanna. Quindi deve essere successo qualcosa che non sappiamo e mi piacerebbe però che venisse scoperto. Ecco, forse l'avvocato Schembri potrebbe, e noi abbiamo ricostruito in realtà, ed è possibile, direttore, ricostruire in parte quello che è accaduto, perché c'è una telefonata, un colloquio fra i due coniugi in carcere, poco prima che inizino le confessioni, che per quanto possa sembrare a prima vista incredibile, testimonia del fatto che a un certo momento, dopo essere stato arrestato l'8 di gennaio, e dopo 2 giorni di isolamento, e dopo aver ricevuto il messaggio che da parte degli inquirenti e poi dei carabinieri che non se la sarebbe più cavata, che da lì non usciva più, che non avrebbe più visto sua moglie, che lui insomma c'erano macigni di prove contro di lui, che in realtà in quel momento non c'erano, Olindo si convince, in particolare dopo un colloquio con 2 carabinieri, che una via possibile di uscita è confessare, dire delle cose intanto per salvare sua moglie, gli viene detto, e poi in futuro per avere sconti, attenuanti di pena, eccetera, eccetera. Questa idea folle per ciascuno di noi, in quel momento là per lui sembra una via d'uscita, gli sembra, perché tra l'altro non è convinto, prima di intraprenderla ci metterà un bel po', e però poi la intraprenderà, in assenza totale di un avvocato difensore, perché l'avvocato d'ufficio è un ectoplasma che non si manifesta mai negli atti e io a questo proposito, sperando che anche in questo caso l'audio ci sorregga, le rubo gli ultimi minuti, perché non so se lei è a conoscenza di questa conversazione, direttore, che avviene tra marito e moglie, che si rivedono dopo 2 giorni e mezzo di isolamento, e dopo che Olindo ha parlato con i carabinieri in quei termini, no, che gli prospettano una possibile via d'uscita, per quanto folle, e lo comunica alla moglie. Dice alla moglie: guarda, ho parlato con i magistrati, ho parlato con gli inquirenti, questi mi hanno detto così, che se io confesso tu esci, no? E c'è questa intercettazione che verrà trascritta e conosciuta soltanto 6 mesi dopo, praticamente 5 mesi dopo rispetto a quando è avvenuta, nella quale Olindo comunica alla moglie quanto segue. E lui come ha detto, se dobbiamo già finire questa storia qui, sì. Non c'è niente, Cosa? Non c'è niente. Non c'è niente. Io ho detto così, io ho pensato questo. Non c'è niente, Oli. È tutto stato una cosa che hanno fatto tutto loro, ancora adesso torno a ripetere, loro gliel'ho ripetuto 100 volte. Allora, io ho spiegato la situazione un po'. Ok. Mi ho spiegato che loro ci tengono qui dentro, ma non ti fanno tutte le indagini. Sì. Se per disgrazia trovano qualche cosa, poi il processo non hanno l'ergastolo. Se invece confessi, c'hai le attenuanti, non hai sbagliato, dici la verità, che quando non c'entra niente, eccetera, eccetera, che ha fatto solo alibi, e non becchi niente. Ma non è vero. E io vedo le attenuanti, finisce tutta la storia. Non è vero, Oli. Non è vero, perché hanno portato, io l'ho capito, quando quella sera che loro hanno detto, ti ricordi quel foglio che tu avevi fatto da Daniela? Tu avevi scritto, ma non avevi scritto tutte le parolacce, lei aveva scritto tutto all'incontrario, ma non è vero niente. Lo so, c'è quella prospettiva qui, allora io adesso devo decidere o continuare così, o continuare per 5-6 mesi, dentro che tanto che loro fanno piacere. Come sai tu? Io ti dico la verità, non posso fare. Sono in così, sono in isolamento. Anch'io. Non lo so. O se no, o continuare così e lasciare fare quello che devono fare e dopo prendere poi quello che si prende, o se no si dice la confessione. Ma che cosa c'è da confessare? Ma siamo stati. Lo so, però aspetta, per tagliare le gambe al toro, metti che sono stato io. Ma quando sei andato su, Oli? Dimmi quando sei andato su. Lo so, ma per finire questa storia qui. Ma perché devi dire che non è vero niente, Oli? Direttore, ha sentito, credo, spero. Sì, ho sentito e devo dire che è un colloquio inquietante, anche perché dalle parole di Olindo
non emerge la consapevolezza di essere colpevole, viene proprio presa la strada, diciamo, della confessione. Per tagliare le gambe al toro, dice, il minore dei mali, dice Olindo. Perché evidentemente pensavano di essere stati intrappolati e di poter uscire dalla trappola con questa cosa. Certo che insomma c'è stato forse anche qualche piccolo grande imbroglio contro questi due signori, che naturalmente fa parte del mestiere degli investigatori, però cioè non posso applaudire che due persone vengano ingannate così. Le faccio sentire solo l'ultimo brano, un minuto, perché la finale di questa conversazione intercettata in carcere, subito dopo iniziano le confessioni, pur con molti dubbi da parte di Olindo, ma lì è la moglie che poi diventerà colei che fa il primo passo. Perché? Perché ha capito, e glielo chiede al marito, come abbiamo sentito prima, ma tu perché vorresti fare una cosa così assurda, dice Rosa, confessare, perché non siamo stati noi, perché stai così male a stare in carcere, chiede lei esplicitamente, e lui gli dice sì, io qua dentro sto male, sto in isolamento, dal che la moglie deduce che lui è il più debole tra i due, e inverte il ragionamento che fa Olindo, dice insomma, se hanno detto a Olindo che se lui parla esco io, allora se parlo io esce lui che è il più debole, per cui sarà lei poi ai magistrati a dire ho fatto tutto io, la strage l'ho fatta da sola, no? Però il colloquio si concludeva così. Cosa vuoi fare? Non lo so, se facciamo così prendiamo anche dei benefici, qualche cosa e te vai a casa. Ma cosa vado a casa a fare, Olli? Vuoi che esco di qui e mi butto sotto un treno? No, quello no, Ciccia. Quello non mi fa, non so, non so. Anche non lo so neanche cosa fare. È tutto bene. Allora ascolta, Ciccia. Non è vero, lo prego, Gianni, non è vero. Sì, cosa facciamo? Non è vero niente. Se no facciamo finire e basta. Ma cosa Niente, lo facciamo finire e basta. No, non è vero. Quando ci sono la segreta, ok. No, aspetta, perché se no aspetta. Non è vero niente. Non so cosa, ma non ci proviamo niente. Se vogliamo fare di questa storia. No. Ma non ti pesa. Mi pesa soprattutto che te sei di là e non sono di qui. Però c'è un muro. Sì. Ogni tanto sembra che ti sento. Aspetta. Ok. Allora, direttore, qua le cose, per quanto pazzesche possano sembrare a prima vista, vanno in questa maniera. Olindo, davanti all'unica possibilità che intravede dopo che gli è stata prospettata il buio, da lì non esci più, non vedi più tua moglie, dice a lei appunto, ma se facciamo così prendiamo dei benefici e ce ne andiamo a casa. E lei risponde, la moglie, ma cosa vado a fare a casa da sola? Dice, vuoi che esco di qua e mi butto sotto un treno? E comincia a piangere perché si rende conto che il marito forse sta considerando di confessare davvero una cosa che lei continua a dire non abbiamo fatto, non c'entriamo niente. E lui dice sì, pure lo so anch'io che non c'entriamo niente, però se è l'unica via d'uscita la facciamo finire e basta, perché se no passano 5-6 mesi e rimaniamo dentro qui e non ci vediamo e mi hanno detto che non ti vedo più. Lo so, dice lui, che non c'entriamo niente, ma se vogliamo far finire questa storia, e lei chiede alla fine, ma Olindo, non ti pesa? Sì, mi pesa soprattutto che te sei di qua e io sono di là e in mezzo c'è un muro. E su questo tipo di rapporto tra marito e moglie, che magari anche quello per noi risulta inconcepibile, cioè due persone che vivono in quel modo il rapporto tra di loro, magari a noi risultano aliene, estranee, totalmente inverosimili. Ma è così, ed è la molla che li porta a un certo punto, anzi porterà lei, la moglie, a fare il ragionamento inverso che le dicevo prima, direttore. Cioè questo è debole, mi ha detto che in carcere fa fatica a stare, sta male. Allora se parlo io mando fuori lui. Certo. Per cui assistiamo a un primo interrogatorio totalmente surreale, dove Rosa, tra l'altro sbagliando tutto, perché non sa niente della scena del crimine, di come sono andate le cose, fa una confessione sballatissima, solo tesa a far uscire il marito dal carcere. E lui farà poi lo stesso. E da lì poi partono 14 ore, una giornata nella quale, con sforzi enormi, si cerca poi di far coincidere le due versioni di marito e moglie, che non coincidono in niente all'inizio, perché loro non hanno la minima idea di quello che è successo quella sera là.
No? Capisce cosa è successo, direttore, di È una pazzesco? cosa terrificante. Certo che andrebbe tutto riscritto questo. Non so con quali possibilità di successo ai fini giudiziari, perché quando una sentenza è passata in giudicato diventa molto difficile riaprire il caso, però anche storicamente sarebbe non male, sarebbe un'operazione anche generosa riuscire a ristabilire la verità, perché siamo veramente di fronte a un caso giudiziario che fa accapponare la pelle. E poi mi viene in mente un'altra cosa, che lo stesso marito della vittima, cioè il vedovo, marocchino mi pare che fosse, ha più volte detto e poi ribadito di essere convinto che Rosa e Olindo non c'entrino niente col crimine, e anche di questo non si è tenuto conto. Eh sì, questo è stato una presa di posizione che è arrivata al terzo grado di giudizio, alla vigilia della sentenza di Cassazione, che però, insomma, era una presa di posizione importante. Meritava di essere rifatto l'appello, quantomeno. Ecco, direttore, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Abbiamo qui con noi l'avvocato Schembri, adesso magari parleremo di cosa si può fare. Non so se l'avvocato Schembri vuol dire qualcosa al direttore Feltri. Noi proveremo, direttore, chiaramente, come ha detto lei, c'è poco spazio, la revisione non è un istituto facile da attivare. Ci proveremo, ci vogliono degli elementi nuovi e qualora dovesse uscire qualche nuovo elemento, certamente faremo un'istanza di revisione. Per adesso è pendente un ricorso a Strasburgo, a tutt'oggi non è stato deciso. Naturalmente il nostro obiettivo è fare la revisione. Ecco, se doveste riuscire a combinare qualche cosa, se mi tenete informato, darò volentieri, per quel poco che conta la mia collaborazione. Grazie, a gentilissimo. livello mediatico. Grazie. Bene, direttore, io la ringrazio. Grazie. Le auguro buona giornata, buon lavoro. Grazie a Vittorio Feltri che è stato con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, avvocato Schembri, adesso mi sembra di poter dire che però quello che diceva il direttore delle novità non si è tenuto conto. Beh, queste che abbiamo ascoltato, che abbiamo riascoltato oggi, e le documentazioni audio degli interrogatori che ascolteremo, in realtà questo è il dato anche drammatico sotto il profilo dell'informazione e della pubblica opinione. Cose nuove sono, perché non le conosce quasi nessuno, e tantomeno le conosceva qualcuno all'epoca, nell'epoca in cui si formò il giudizio dell'opinione pubblica. Perché poi il punto chiave è che tanto in questo caso come per certi versi anche nel caso da cui siamo partiti, il caso Bossetti, qui quando si è formato a quello che giustamente il direttore Feltri nel suo articolo scriveva un clima fasullo adatto a produrre una sentenza di condanna, scriveva così Vittorio Feltri nel suo articolo sul caso Bossetti-Viara, una volta che si è creato quel clima fasullo adatto a produrre una sentenza di condanna, e nel momento in cui una sentenza di condanna viene prodotta, è difficilissimo poi andare a recuperare quello che non si è saputo e che non è stato fatto sapere all'opinione pubblica al momento opportuno. Per quanto riguarda Erba, tutto questo è stato amplificato all'ennesima potenza, anche perché c'erano le confessioni che supportavano gli articoli dei giornalisti, che diceva il direttore che alcuni dei quali si prestano ad essere portavoci degli investigatori, no? Oppure si vanno a formare quei pool, almeno quello che ho potuto riscontrare, quei pool di giornalisti che poi tutto sommato ritengono che uniformare una notizia faccia bene a tutti quanti, così non si sbaglia. Quindi se quella deve essere la notizia, difficilmente si va oltre a quella che è la notizia ufficiale. La notizia ufficiale era che Rosolindo avevano confessato e che c'era un testimone che aveva riconosciuto Lindo, ma nessuno è andato a capire, a comprendere, a investigare, a cercare questi elementi che erano presenti in atti, e che quindi i giornalisti con tutta tranquillità sin dall'inizio, qualche mese dopo magari, avrebbero potuto consultare, e ognuno di loro avrebbe potuto farsi una sua opinione, riportare l'opinione grazie a questi documenti sugli articoli di giornali.
Io penso che l'abbiano fatti in pochi, perché qualcheduno c'è stato, ma successivamente, però veramente in pochi si sono occupati, diciamo, realmente della vicenda di Erba. Lei è uno dei pochi, lo stiamo facendo adesso, poi ce ne sono stati altri, però sono stati pochi quelli a studiare, a documentarsi, a guardare non solo le carte offerte all'accusa, ma anche quelle presenti negli atti, cioè sempre le carte dell'accusa, diciamo ma che non venivano difesa. ostese diciamo ai cronisti. Nessuno si è preoccupato di fare questo, si è fermato alla confessione, si è fermato al riconoscimento di Frigerio. Pensi un po' che per 6 mesi non si sapeva che il testimone per 20 giorni consecutivi aveva indicato un'altra persona, un soggetto sconosciuto, e non certamente Olindo Romano. Era passato all'epoca il concetto che sin da subito, appena svegliato, Frigerio aveva detto: anzi, è stato Olindo. Addirittura quel concetto lì è stato messo nella sentenza di primo grado. Addirittura era passato anche nella sentenza, che poi è stata rettificata dalla sentenza di appello, dove insomma è stata recepita quella che era l'impostazione chiaramente difensiva ma univoca, che vero è che il testimone per ben 15 giorni indicò un altro soggetto e non Olindo Romano. Quindi era passato questo, come la pubblica opinione non venne informata all'epoca della circostanza che il RIS di Parma non trovò nulla riconducibile ai 2 coniugi sulla scena del crimine, nulla delle vittime, del sangue delle vittime in casa dei Romano. Elementi importantissimi che però nessuno sottolineò, oppure andò all'epoca a leggere, controllare, verificare. Questo probabilmente ha influito tantissimo la confessione, e nel caso di Bossetti invece la confessione non c'è stata, e quindi mi auguro che vi sia una maggiore attenzione da parte di chi segue il caso. No, poi tra l'altro, avvocato, tra l'altro qualcuno mi ha scritto, io ne approfitto adesso della trasmissione per rispondere, sul motivo per cui io starei difendendo Bossetti, sì. No? Io non sto difendendo Bossetti, mi ricollego a quello che ha appena detto lei. Non si tratta di difendere Bossetti, ma di difendere un principio per cui, e anche una prassi soprattutto, più che il principio la prassi, per cui un cittadino indagato deve godere delle tutele più ampie, ovvero, come ha scritto il direttore Feltri nel suo pezzo sulla vicenda Bossetti, certo, deve essere condannato, se è colpevole, in base a prove, non ad altre argomentazioni, a prove, cioè a fatti. E la cosa paradossale nella strage di Erba è che noi stiamo ragionando in tutte queste trasmissioni proprio sui fatti, che non sono documenti prodotti da lei, dall'avvocato Pacia, dall'avvocato Bordeaux, sono fatti, atti, documenti, audio, che sono dentro il fascicolo processuale, no? Questo è il paradosso incredibile. Quindi io non sto difendendo Bossetti oppure Olindo Romano o Rosa Bazzi, che non ho mai incontrato in vita mia e che non conosco. Sto difendendo attraverso di loro e diciamo utilizzando la loro storia, utilizzando nel senso buono del termine, diciamo, facendola conoscere, perché credo che poi alla fine ne debba derivare un beneficio per tutti, per loro naturalmente in primis, perché quando una persona viene condannata, secondo me, sulla base di un materiale processuale di questo genere, è evidente che per me non oggi, ma 4 anni fa dovevano uscire, 5 anni fa dovevano uscire di galera queste 2 persone, è evidente. Così come mi meraviglio, io adesso esprimo un giudizio del tutto personale, avvocato, però mi meraviglio del fatto che 2 persone che parlano così, siamo riusciti a capirle perfino noi, dico noi, cioè io, gli ascoltatori, senza averli mai conosciuti, ma che 2 persone che parlano così, con questa ingenuità, con questa freschezza anche mi viene da dire, con questo candore incredibile, io mi meraviglio di come, in assenza totale di una minima difesa, perché davanti a 5 magistrati queste persone l'8 e il 10 di gennaio si sono trovati senza un difensore, senza uno straccio mi viene da dire di difensore, benissimo, come fanno 5 magistrati che hanno grande esperienza alle spalle e che sono adusi a confrontarsi con soggetti, credo, di uno spessore criminale a occhio e croce superiore a quello di queste 2 persone, di Rosa e di Olindo, come fanno a non capire che cosa hanno davanti, chi hanno davanti e che situazione si va disegnando dietro le parole di questi soggetti? A me risulta francamente incredibile. È una delle cose che umanamente non riesco a concepire, avvocato Schembri, perché
come fai a prendere per buono ciò che questi gli stanno dicendo quando, e adesso riprenderemo ad ascoltare le confessioni, quando questi gli stanno raccontando delle cose assurde, lo sentiremo anche dopo, cioè a un certo punto Olindo, quando siamo già nel pieno della giornata del 10 gennaio, lui ha già dato la prima versione della sua unica ed esclusiva colpevolezza perché vuol salvare la moglie. La moglie Rosa ha già dato la sua versione della propria unica ed esclusiva colpevolezza. Le due versioni sono un romanzo di fantascienza, cioè sono qualcosa che perfino un ascoltatore idiota come me e ignorante di diritto capisce che questi stanno raccontando delle cose inverosimili, incredibili. E io dico, come si fa da parte di 5 magistrati esperti a credere e ad andare avanti, e da parte di un avvocato difensore a non dire, amici, qua siamo davanti a un teatrino immondo, chiudiamola qui e andiamo ai prossimi appuntamenti, facciamo le cose come si deve. Capisce quello che voglio dire, avvocato? Perché a me veramente, io non sono un avvocato, non sono un giurista, sì, però mi risulta incredibile, letteralmente incredibile, che si possa essere proceduti per un'intera giornata su quella strada lì, che noi abbiamo già in parte sentito, che continueremo a sentire, e dicevo prima, dopo ore di interrogatorio, quando Olindo è chiamato ad aggiustare quello che dice per farlo, come dire, coincidere con quello che dice la moglie, lui la prima cosa che dice, vabbè sì, la colpa io adesso l'ho ammessa, prenderò quello che devo prendere, ma soprattutto io voglio vedere mia moglie. Mi consentite di vederla ogni tanto? Cioè, la preoccupazione, io dico, ma come si fa a non capire da che cosa è mosso quest'uomo? Non dal racconto di quello che è accaduto, perché lui lo mette in secondo piano, dice, vabbè la colpa l'ho ammessa, prenderò quello che devo prendere. Ma soprattutto, mi fate vedere ogni tanto mia moglie? Cioè io rimango sbigottito da questo. E purtroppo, diciamo, questa storia ha dell'incredibile e si è voluto credere a quello che, insomma, veramente sotto alcuni profili lasciano veramente perplessi, cioè a profili fantascientifici si è voluto credere a quello perché, insomma, è evidente che vi sono delle circostanze incredibili che vengono raccontate nelle confessioni, è evidente che vi sono nell'inchiesta dei buchi incredibili. Avvocato, mi scusi, la interrompo ancora. L'abbiamo detto prima, l'8 di gennaio, presi all'improvvisa, diciamo, non si aspettavano minimamente di essere arrestati. Questo si capisce benissimo dall'ultima intercettazione che abbiamo prima dell'arresto, quando arrivano i carabinieri a casa loro, e l'unica preoccupazione di Rosa è di dire, Olindo, metti le scarpe là al solito posto, perché sennò poi non le trovi più, tu fai sempre casino. Quindi sono lontani miliardi di chilometri, nonostante i telegiornali abbiano già detto che, messo le foto in TV, loro sono i colpevoli. Questi non ci pensano nemmeno, perché sono talmente, diciamo, sicuri della propria innocenza che neanche lontanamente immagino. E l'8 di gennaio presi in quel modo, cioè completamente a tradimento, e del resto sono quanti giorni rispetto al 27 di dicembre che è stato detto loro che si è svegliato Frigerio? Sono passati 10 giorni abbondanti, 12, e loro sono rimasti lì tranquillamente a fare i ragionamenti che facevano prima, non hanno modificato di una io sarei scappato, fossi stato l'assassino. Avrebbero dovuto prendermi, magari mi prendevano lo stesso, però sarei scappato, avrei tentato di scappare. Questi rimangono tranquillamente a casa loro fino all'arresto, e l'unica preoccupazione è metti le ciabatte al posto giusto, no? Prima che ti arrestino, cioè loro non lo sapevano di essere arrestati, però i telegiornali avevano già riempito le televisioni delle loro facce, dei loro volti. Benissimo, vengono portati dentro, vengono interrogati l'8 di gennaio, quell'8 di gennaio, guarda caso, 2 persone prese alla sprovvista, messe in carcere, raccontano esattamente in termini identici quello che hanno fatto la sera della strage. 2 giorni dopo, confessando la strage, diranno delle cose che sono pazzesche, che abbiamo sentito e che sentiremo ancora, incredibili, 2 versioni fantascientifiche e completamente diverse tra loro. Ma guardi, noi abbiamo avuto le sue stesse perplessità, chiaramente sin dall'inizio, anzi molto di più di perplessità, però vede come poi alla fine qualcosa non è andato, anzi non è andato molto, non è andato. Non abbiamo soprattutto trovato, e non parlo degli inquirenti, non siamo riusciti a trovare purtroppo, e questo mi dispiace molto, un giudice coraggioso. Ce ne sono probabilmente sempre meno, cioè che
ecco, non abbiamo trovato nessuno che si è messo a analizzare quello che lei ha mandato in onda, le intercettazioni e tutte le altre cose, o abbiamo trovato tanti che sono partiti sempre con un pregiudizio, che poi tutto sommato questi hanno confessato, e quindi alla fine bene facciamo a confermare la loro condanna. Ma noi eravamo addirittura partiti da un primo grado dove, diciamo, non si badava neppure a processare Rosolindo, perché lo si dava per scontato. Si sono processati gli avvocati che hanno osato difendere Rosolindo, quindi un clima veramente, veramente teso, incredibile, inconcepibile, e questo già dimostra che tanto nell'inchiesta non è andato. Cioè sotto processo c'erano gli avvocati, lei non si ricorda probabilmente, ma al processo di primo grado ci veniva rimproverato il fatto di difendere questi due, e come ci eravamo permessi a sostanzialmente fare il processo, come ci eravamo permessi. No? Addirittura, io questo naturalmente lo dico, cioè il pubblico ministero che ha condotto l'accusa, insomma, in udienza, ha definito la nostra una difesa scellerata, perché abbiamo fatto una scelta processuale, cioè di fare il processo che lui poteva permettersi e si è permesso di criticare. Una cosa inconcepibile, incredibile, però insomma questo è, noi eravamo dei bersagli, erano gli avvocati bersagli perché si erano permessi di fare il processo, e nessuno, e dico nessuno, ha fatto nulla per rilevare, sottolineare questa cosa incredibile che stava accadendo a Como, cioè dove il difensore veniva dileggiato soltanto perché si permetteva di difendere, di fare il processo a Rosa e Olindo. Quindi questo è un altro, cioè, eppure c'era la stampa, quindi lì al di là degli inquirenti, al di là del pubblico ministero, al di là di tutto, cioè c'erano 100 giornalisti accreditati, e mi scusi, cioè, e nessuno ha rilevato l'anomalia di quello che stava accadendo. E su questa cosa qui non c'è bisogno di studiare, di documentarsi, perché questo è un rilievo che il giornalista può fare senza doversi documentare, studiare gli atti, eccetera, una cosa banale. Ovvia. Questo voglio dire, quindi voglio dire, la sentinella, quale doveva essere il giornalista, anziché pensare al maglione, che maglione indossavo Lindo e che occhi avevo Lindo in udienza, ha potuto constatare, però poco ha fatto, nulla ha detto di quello che accadeva in quel processo, perché in primo grado è stata una cosa veramente, ecco, oserei dire incredibile, dir poco, cioè dove il processo è stato fatto alla difesa, dove si è messo in discussione la possibilità di difendere questi due, e questo è un dato di fatto. Se lei legge la sentenza di primo grado, è tutta una serie di insulti agli avvocati. Cioè, voglio dire, poi noi siamo delle brave persone, non abbiamo, diciamo, citato nessuno, ha tutta una serie di insulti agli avvocati, fortunatamente, ecco, a Milano sono stati più educati, come deve essere una cosa, ecco, e si è cambiata, diciamo, tono, modo e quant'altro. Poi insomma gli avvocati non sono stati più attaccati, sono diventati generosi, difesa e quant'altro. Però voglio dire, a Como, che era il luogo deputato al processo, dove hanno fatto le indagini e quant'altro, non era tanto processare Rosolindo, quanto questi benedetti avvocati che andavano a rovistare e a mettere in dubbio l'operato degli inquirenti, e questo, diciamo, inspiegabilmente, perché non dovrebbe essere così, evidentemente ha dato fastidio. Di questo ne ha sofferto tanto l'avvocato Pacia a Como, che era l'avvocato di Como, insomma, di quel foro lì dove stava accadendo l'incredibile, perché a Como è accaduto l'incredibile, ed è stato messo in discussione il diritto di difendersi di ogni cittadino lì. Insomma, perché, e questo è il punto. Addirittura abbiamo dovuto temere di difendere. Ecco, cioè questo lo può dire chiunque, non solo noi avvocati che abbiamo fatto quel processo, ma chiunque ha visto e ha seguito quelle udienze di quel processo là. E questo già spiega, dice tanto di quanto sia, diciamo, anomala questa storia. Ecco perché poi magari uno si chiede: ma come è stato fatto? Ma ci sono questi audio? Cioè un giornalista, nonostante tutte queste, diciamo, elementi probatori che già sono in atti, cioè, perché se uno li va a analizzare dice: ma come si è arrivati a una sentenza di condanna?
Oggi chiaramente è facile dirlo, però chi non ha vissuto quel clima, quello che è accaduto realmente, allora lì diciamo è molto più complesso il meccanismo che è stato messo in piedi, è molto più complesso, e non quello che è mancato soprattutto è il controllo, la valutazione di un giudice coraggioso, di giudici coraggiosi, capaci magari di mettersi contro l'opinione pubblica e magari spiegare il perché all'opinione pubblica eventualmente si è arrivati, cosa che non è stata purtroppo, a una sentenza di assoluzione. Allora, noi a settembre torneremo ad ascoltare i documenti, perché sono di un'importanza, credo, fondamentale per farsi un'opinione su questa vicenda. Adesso abbiamo pochi minuti, ma chi vuole intervenire in questi ultimi minuti, adesso apriamo le linee, 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta, oppure via SMS al 346 6427 756. Già che ci sono, ricordo anche gli indirizzi per poter scrivere a Olindo Romano e a Rosa Bazzi. Per quanto concerne Olindo Romano, l'indirizzo è Casa di Reclusione di Opera, via Camporniago 40 20 141 Opera Milano. Per Rosa Bazzi, carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Bollate Milano. Poi li ridiamo alla fine. Intanto ci sono 2 telefonate. Pronto? Chiedo la massima brevità a chi interviene, per cortesia, la ringrazio. Prego, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo le ultime dichiarazioni dell'avvocato Schembri, mi sembra quasi che sia stato intimidito. Non è solo stato intimidito lui, al punto da dover sentirsi colpevole di aver obiettato alle loro decisioni, ma mi sembra che questi che hanno composto tutto questo collegio per accusare e a trovare un capro espiatorio siano i primi complici di una strana associazione a cui secondo me fa capo comunque il padre della Raffaella, perché i figli, l'eredità, il genero marocchino, algerino, quello che era, che non doveva ereditare niente. Qui ci sono di mezzo delle complicità anche con i giudici. Ecco perché l'avvocato Schembri, quando ha osato, li ha disturbati. Quindi in altre direzioni va diretta questa indagine. Vi saluto, grazie. L'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Rosa di Parabiago. Volevo dire una cosa, quando è successo il fatto, subito dopo, adesso i tempi non li so, 2 giornalisti hanno scritto un bel libro, Il grande abbaglio, però sì, è passato sotto silenzio. Felice Manti e Edoardo Montolli. Ecco, vede. Poi la cosa peggiore che succede in questo paese di grande inciviltà è che i processi vengono fatti alla televisione. Allora, io ho seguito moltissimo questo caso perché da subito ho detto non ci sono le impronte, ma che cosa vanno a condannare questi 2 che non c'entrano nulla. Però, per esempio, Tele Lombardia, io sentivo le telefonate, mi facevano venire i brividi, ho parlato con Poletti in diretta e gli ho detto ma scusate, ma il più stupido degli uomini che abbia letto un giallo capisce subito che questi qui non c'entrano un tubo. Per cui qui sotto c'è qualcosa che va tenuto nascosto, perché questi 2 poveracci sono innocenti. C'è una trama probabilmente, proprio come diceva la signora prima, dove c'è di mezzo il fatto che la Gabriella Raffaella dicesse mio padre conosce i carabinieri per cui se li chiamate non escono e vivere. C'è qualcosa che non quadra in tutta questa situazione qui. Bene, un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, telefono da Como. Prego. Allora, io sentendo l'intervista che avete fatto dall'inizio, mi è venuto subito il dubbio dell'innocenza di Rosalinda quando il giudice, l'avvocato accusatore si alterava perché Rosa continuava a sbagliare i suggerimenti che gli dava lui per essere colpevolizzata. Ma come fa un giudice che ascolta delle intercettazioni del genere a dare una sentenza? O è un delinquente o va accusato come delinquente, perché è impossibile non accorgersi che i 2 sono innocenti e che l'avvocato accusatore si altera perché non riferiscono le parole esatte che dice lui. Voglio sentire il suo parere. Buona parlare.
L'avvocato consultore sarebbe il PM, no? Noi credo forse che l'ascoltatore si riferisse al fatto che in effetti durante gli interrogatori non che si arrabbia, però il pubblico ministero dice insomma la cosa non funziona così, ripetiamo bene, ricominciamo dall'inizio perché le cose non stanno in piedi. Sì, dicono a un certo punto anche Rosa molto spesso, ma non è vero signore, non è andata così, ripetiamo, questo, perché anche loro magari riescono a constatare che dice delle cose incredibili Rosa. In effetti le dice cose incredibili. No. 2 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, prego. Sono andato da Genova. Per me la sentenza di Rosa Olinda è una sentenza politica. Se analizziamo i tempi in cui era, l'invasione era ancora, non era come adesso, c'erano stati i primi stupri su donne e c'era stato il caso di Roma che l'opinione pubblica si era sollevata. Se fosse successo che erano degli extracomunitari che avevano fatto questo fatto, sarebbe uscito la fine del mondo. Invece hanno dato la colpa agli italiani e si ricorda che poi dopo, quando venivano fuori le violenze, cosa dicevano? Ma voi italiani cosa avete fatto la Erba? Siete peggio di noi. Questo è anche vero, ma c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Eleonora da Milano. Prego. Una cosa io ho sempre notato, non sono mai riuscita a spiegarmi perché, hanno fatto di tutto per far cambiare versione al signor Frigerio, mentre non risultano indagini vere, serie, riguardo i veri colpevoli, anzi sembra quasi che abbiano fatto di tutto perché dei veri colpevoli non se ne parlasse proprio. Così la mia impressione. Sì, no, ho capito signora, se devo dirglielo è anche la mia, proprio fuori dai denti, diciamo così, perché i fatti sono fatti, poi uno li deve mettere in fila, non è che deve girarci tanto intorno. C'è un'altra telefonata, pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno, sono Erminia di Lecco. Senta, per me le 2 persone lì sono innocenti, solo come parlano. E come hanno descritto subito, sa il perché di quella gente lì, come li hanno incastrati loro? L'hanno presa, secondo il mio punto di vista, un po' alla leggera. Erano lì e fatto tanto salterà fuori la verità, tanto non siamo noi. Forse ha pensato così, invece sono ingenui. Li hanno incastrati sicuramente. Con la signora lì, quando la sento piangere, si sente la verità di quelle 2 persone lì. Io le faccio tanti auguri, speriamo che escono. Grazie a lei signora. C'è l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Io ho la stessa sensazione che ha avuto la prima ascoltatrice quando ha parlato del padre, eccetera, però ho un altro dubbio. Mi ricordo che agli inizi ci fosse di mezzo anche una 500 rossa di proprietà del convento a cui era molto legato il padre della Raffaella. Non lo so, non è stato più chiarito nulla circa quell'automobile, che non era una 500 ma una Panda, avvocato. Sì. In effetti, che poi era stata donata alle suore qualche giorno dopo la strage, da parte Le suore hanno detto 2 giorni dopo. Le suore sostengono 2 giorni dopo, sì, qualche giorno dopo, 2 giorni dopo la strage, era stata donata loro la Panda, che era la Panda della signora Galli, della moglie del signor Castagna, la macchina qualche giorno dopo è stata data alle suore. C'è stato chi ha parlato, l'avvocato che è stato intimidito, naturalmente, ci hanno messo tanta pressione, nonostante questo noi il processo l'abbiamo fatto, ci hanno messo tanta pressione e secondo me hanno anche tentato di intimidirci, certo, perché bisogna dire le cose, cioè il clima, ripeto, era pesante, il processo era agli avvocati, è stato detto apertamente sia da parte della pubblica opinione sia da parte dei pubblici ministeri per quale motivo ci eravamo permessi di fare il processo, che dovevamo fare l'abbreviato. Ci hanno suggerito, certo, avessimo preso per buono questi suggerimenti, vede, non saremmo qui neanche a parlarne, cioè non si conoscevano queste intercettazioni ambientali, non si conosceva il fatto che Frigerio sin dall'inizio all'inizio indicava un'altra persona, non si conoscevano il lavoro, non si sarebbe conosciuto il lavoro del RIS di Parma.
Quindi voglio dire, siamo stati accusati di questo, di aver fatto il processo, di esserci permessi di fare il processo e di aver fatto una scelta sbagliata. Questo veramente è forse la prima volta che mi capita di sentire in un'aula di giustizia suggerire dal pubblico ministero quale doveva essere la strada processuale che i due quadrupedi, cioè così, il quadrupede, anzi così li aveva definiti, avrebbe dovuto intraprendere, insomma, e percorrere. Il clima era quello che era, la pressione probabilmente che la procura ha avuto, ebbe all'epoca dei fatti, era una pressione notevole. E lì, insomma, molti secondo me hanno perso la bussola. Beh, però, avvocato, fuori dai denti sempre, qui di pressioni ce ne sono troppe, perché la pressione è stata esercitata anche sulla trasmissione Chi l'ha visto e su un giornalista. Questo si può dire perché è stato detto dal direttore. Sì, l'ha detto il direttore di Chi l'ha visto. Quindi sono un po' troppe pressioni, diciamo, in questa storia qua. Massimo scrive via SMS e poi concludiamo, ma come ha fatto la Cassazione ad avallare tutti quegli errori dei giudici di merito? Questa vicenda fa tornare alla mente il film Leon, scrive un altro ascoltatore. Con i coniugi Rumano sono in corrispondenza da un pezzo, Rick di Meina. Io vorrei dire una cosa, come ha fatto la Cassazione. Vede, siamo partiti dalle ingiurie che le parlavo di Comune, la sentenza nei confronti della difesa, alla sentenza della Cassazione, il cui esordio è di questo, del seguente tenore: numerosi dubbi e aporie si addensano sul caso. Solo che nell'insieme regge, perché poi alla fine questo è il discorso della Cassazione, dice i dubbi in effetti ci sono, la difesa li guardi in un'ottica difensiva, questo naturalmente, e non accusatoria, ma tutto sommato nell'insieme ci sta. Noi non dobbiamo andare a vedere, dice la Cassazione, qual è la versione più logica, noi dobbiamo soltanto vedere e valutare se quella versione fornita in sentenza sia logica. Poi magari può essere più logica quella della difesa, ma il nostro compito è questo. Quindi purtroppo sono d'accordo come fa la Cassazione, l'ha fatta in questo modo, un pochettino è un lavaggio di mani. Allora, ricordo infine gli indirizzi per scrivere per corrispondenza, come Rick di Meina ci ha scritto, e tra l'altro ci ha scritto Rick, essendo in corrispondenza da un pezzo con i coniugi Romano, dalle loro lettere escono due persone semplici, sensibili e molto educate, che non nutrono rancore, ma sono travolte dagli eventi. Scrive Rick di Meina. Allora, per corrispondere con Olindo Romano, l'indirizzo è Casa di Reclusione di Opera, via Camporniago 40, 20141, Opera, Milano. Per Rosa Bazzi, carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso 120, 20157, Bollate, Milano. C'è anche il comitato, l'indirizzo del comitato di appoggio di sostegno a Rosa Olindo, il numero di telefono è lo 0341 367509, mail comitato.rosaolindo@libero.it. Ne riparleremo anche del comitato. Io saluto l'avvocato Schembri, che è stato con noi, e chi ci ha seguito. Buon pomeriggio a tutti. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24.